Col sindaco Roberto Pizzoli di Portotolle, che gentilmente ci ha concesso questa intervista. Innanzitutto buongiorno sindaco, come va? Buongiorno Leandro, è sempre un piacere stare in tua compagnia. Sì, la situazione Covid in questo momento diciamo si è tranquillizzata per quanto riguarda naturalmente il numero dei positivi, che ad oggi nel comune di Portotolle è assestato su circa 45 persone positive, 2 ricoveri e 43 naturalmente in isolamento domiciliare. Buona parte non ha sintomatologie particolari. Insomma, abbiamo avuto quel picco un mese fa con le scuole medie, che poi hanno coinvolto naturalmente i nuclei familiari. Fortunatamente nel giro di 2 giorni, dopo aver chiuso immediatamente le scuole e uno screening massiccio che abbiamo fatto proprio a Portotolle, quindi ringrazio sia l'ASL che il SISP, siamo riusciti comunque a contenere. Eravamo arrivati a circa 85-86, è stato il picco più alto, poi gradualmente è sceso. La cosa che fa più male sicuramente sono i 3 decessi in questi ultimi 2 mesi, 2 persone di una certa età ma che comunque godevano di una salute discreta e quindi senza il Covid sicuramente non sarebbero morti, e naturalmente l'ultimo in ordine di tempo il ragazzo di 40 anni più giovane della provincia, e questo sicuramente fa male. Ecco, lei parlava appunto che fino a 15 giorni fa c'erano più di 100 positivi, mentre adesso siete arrivati a 45, quindi è un fatto positivo, è un trend che anche sentendo anche i suoi colleghi di Adria, di Portoviro, di Taglio di Po, si sta consolidando di questa diminuzione di positività? Sì, vuol dire che comunque si usano i dispositivi, vuol dire che si presta attenzione, e ripeto, noi il picco l'abbiamo avuto soprattutto in virtù del caso indice della scuola, che coinvolgendo circa una ventina di ragazzini, dopo di fatto i nuclei familiari che sono residenti con i ragazzini, insomma si moltiplica il numero per il contatto stretto avuto, e di conseguenza insomma eravamo arrivati a un numero importante che, ripeto, fortunatamente man mano sta scendendo con i vari tamponi e poi risultati negativi. Ecco, è di ieri la notizia che il reparto pediatria di Adria viene spostato a Rovigo. Voi che siete, diciamo, il comune più penalizzato da questo, essendo più lontani dal capoluogo, avete pensato a qualcosa per sopperire questo problema, o vi è capitato anche a voi inaspettato questo nuovo problema? Sì, la questione è sicuramente inaspettata, penso e spero che sia naturalmente temporanea. Ci siamo già sentito anche con il sindaco di Adria, che si è naturalmente mosso con la direzione sanitaria. Abbiamo il nostro presidente della conferenza dei sindaci, che è di Rosolina, Franco Vitale, che naturalmente si sta adoperando. Credo che sia, almeno da quello che ci hanno detto, una soluzione temporanea in virtù proprio anche delle esigenze Covid, dopodiché dovrebbe rientrare. È chiaro che faremo tutte le azioni del caso per avere il servizio più vicino possibile a quello che è il nostro territorio, che naturalmente, come sai benissimo Leandro, parte da Bonelli, e quindi parte già da 20 km da Catiepolo, e Catiepolo Adria sono altri 40, insomma si fa presto a fare i conti, e quindi c'è sicuramente un disagio. Tra l'altro noi abbiamo avuto proprio pochi mesi fa la carenza del pediatra anche per quanto riguarda Portotolle, perché anomalia tutta italiana, il pediatra è di libera scelta, e quindi anche lì purtroppo in base alla vicinanza da casa si può spostare, ce ne sono anche pochi. Adesso per il momento abbiamo sopperito con 2 figure che ringrazio, che vengono a Portotolle almeno 2 giorni a settimana, e poi spero che per marzo esca il bando per trovare una persona che venga definitivamente a Portotolle, perché è chiaro che territorialmente è un'esigenza enorme. Ecco, rimanendo sul problema Covid, mi ricordo che in un'intervista più o meno di un paio d'anni fa parlava che il 2020 sarebbe stata l'esplosione turistica per quanto riguarda Portotolle. Effettivamente i segnali c'erano, ed era abbastanza lampante. Vediamo anche ultimamente nelle TV nazionali molto spesso si parla del Polesine e di Portotolle in particolare. Sarà il 2021 secondo lei spostato questo successo annunciato del nostro Delta? Guarda Leandro, ti dico la verità, per me già quest'estate è stato tra virgolette un successo, perché comunque siamo riusciti a fare una stagione balneare importante, fortunatamente anche grazie al tempo e grazie naturalmente all'allentamento di quelle che erano le misure Covid. Abbiamo avuto tante persone, tanti veneti che sono venuti sulle nostre spiagge, abbiamo avuto un periodo di visitazione, chiaro che abbiamo perso la primavera in virtù naturalmente del fattore Covid, ma poi verso la fine estate abbiamo avuto delle presenze davvero importanti sul territorio, ricordando che abbiamo portato a casa la spiga verde, la bandiera blu, insomma è un'opera
fatta tra le amministrazioni comunali e la nostra, tra la Regione Veneto e il Parco del Delta del Po, è un'azione di promozione anche importante territoriale sia sulle TV nazionali, anche col contratto di costa insieme a Jesolo, Cavallino, San Michele Tagliamento, Bibione eccetera eccetera. Siamo riusciti a fare un'azione importante di promozione. Io lo dico sempre, noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno, abbiamo un turismo diverso da quello che sono naturalmente può essere Jesolo piuttosto che Riccione, ma abbiamo un turismo che sicuramente ha una grande propensione. Se il Covid ci permetterà di partire con una stagione degna di quella che può essere una stagione turistica vera e propria, sicuramente i risultati si vedranno. Ecco, a fronte di questo discorso, per quanto riguarda la riconversione della centrale, mi ricordo già 3 anni fa più o meno si era presentato il progetto, era un progetto ambiziosissimo, però sembrerebbe che sia in stand-by. C'è qualche novità? Sì, più che stand-by è un'azione lenta, perché purtroppo primo è la Human Company, che comunque è il proponente dell'acquisto, naturalmente opera sul settore turistico e ha avuto insomma le difficoltà di una stagione tutta da reinventare, insomma chiaramente con dei pensieri diversi, però i vari tavoli tecnici anche a livello urbanistico soprattutto, perché sono anche molto importanti, insieme al mio assessore Crepaldi abbiamo continuato questo lavoro importante e siamo in fase di definizione del contratto integrativo naturalmente tra i due parti, perché si parla di 2 privati, quindi Yuma ed Enel. Io spero che per l'anno nuovo, sempre permettendo naturalmente tutto ciò, di vedere una firma proprio di contratto integrativo, in modo da partire magari con la demolizione, che sarebbe sicuramente una delle azioni principali legata poi a quella che è la crescita del luogo e quindi naturalmente anche della costruzione del villaggio. L'intoppo sarebbe sulla sanificazione, sulla demolizione, qual è che sarebbe l'inghippo, Ma non è un vero e proprio il sassolino nel meccanismo? Più che un inghippo c'è naturalmente una trattativa tra privati che va su tutto, dal valore delle bonifiche a quello delle demolizioni, a quello che è il valore del territorio e chi fa cosa, l'azione urbanistica, le perequazioni, tutto ciò. È una cosa molto complessa, è difficile ricondurla effettivamente soltanto a un punto. Sì, e su questo il Comune che ruolo ha? Di osservatore o di garante? Abbiamo accompagnato la questione soprattutto nell'iter urbanistico, abbiamo partecipato ai tavoli. Dopo ripeto, per quanto riguarda la questione economica finanziaria tra le 2 parti, qui naturalmente parliamo di 2 privati, noi non possiamo entrare. È chiaro che noi vogliamo la tutela del luogo e la bonifica del terreno, vogliamo, così come vuole la Regione del Veneto che ci sta seguendo, e camminiamo pari passo. Lo stato di salute del settore pesca, partendo dal discorso purtroppo negativo che Barba Marco ha qualche difficoltà, Canarin appunto stessa difficoltà, e tutti si stanno riversando in Sacca di Scaldovari, che forse potrebbe avere anche lei a questo punto delle difficoltà. La difficoltà credo che è legata anche sicuramente al fattore Covid, è il discorso anche della vendita e quindi naturalmente di fare reddito. Questa è la prima cosa. Il secondo punto probabilmente è anche la quantità di prodotto all'interno delle lagune, che può essere in sofferenza. E la terza è naturalmente il discorso che mi allaccio e che hai fatto giustamente, è quello legato alle lagune che proprio in questi giorni viene firmato il contratto per terminare l'arginatura della laguna del Barba Marco. Abbiamo già fatto un intervento insieme al Genio con soldi regionali da 400.000, ne avrà fatto un altro da 300.000 di completamento, è proprio in partenza di lavoro in questi giorni. In Canarin, grazie ai soldi delle schede della Tempesta Vai, abbiamo già iniziato l'opera di scavo, sono 750.000, e poi ci sarà una seconda tranche di 750.000. Canarin che tra l'altro ha riaperto e qualcosa è riuscito a produrre in questo periodo. C'è un altro progetto con altri 300.000 euro di fondo sempre regionale per fare una diga in uscita in modo da salvarlo dall'acqua dolce, su cui stiamo lavorando insieme naturalmente al Consorzio e al Genio, oltre ai nostri uffici, e anche per la Sacca un piccolo progettino di escavo, magari in partenza con l'anno nuovo, mi auguro, proprio per dare vita a quelle lagune che, lo dico sempre, lo dirò in maniera infinita. Abbiamo anche il problema naturalmente della bocca del porto di Pila, altro problema annoso che spero riusciremo a risolvere proprio con l'anno nuovo in virtù delle linee guida uscite regionali, perché le lagune, se non ci si mette la mano, c'è niente da fare, la natura da sola non ce la fa, ha bisogno dell'intervento dell'uomo. Sì, c'era stato uno studio da parte della Cosvipo
per rilevare zone che potevano essere considerate ancora demaniali e quindi aumentare anche come si dice, il volume di laguna a disposizione dei pescatori. Si sa più niente? Allora, il fattore del demanio, più che lo studio del Consvipo, l'abbiamo già riportato in tutti i tavoli, naturalmente, dove bisogna parlare dell'ammiraglio di Venezia. In giù lì c'è il discorso naturalmente che va legato al riconoscimento della demanialità. Spero, sai benissimo, una storia veramente antica, parte dal 1978, quindi insomma ormai sono 40 anni che se ne parla, spero che riusciremo ad arrivare magari prima della fine del mio mandato, sarebbe una cosa bellissima, non solo per le lagune ma anche per le spiagge, che sai che abbiamo lo stesso problema. Sindaco, la ringrazio, innanzitutto la ringraziamo per la sua disponibilità e complimenti al suo paese, complimenti anche alla esposizione mediatica in questo momento a livello nazionale che ci fa piacere come veneti, come polesani e come deltini, e grazie ancora. Grazie a voi, io ci credo tantissimo, il Delta, il suo Po e quindi tutto il Polesine ha veramente molto da dare e molto da ricevere. Sono sicuro che se ci togliamo da addosso questo fattore degli alluvionati e iniziamo a pensare un po' più in alto, credo che ci arriveremo. Grazie ancora a voi della disponibilità. Grazie Sindaco.